Sempre con che telefoni, ma tu va a chiamare il dottore dell'ora che aspettiamo! Finché aspettiamo, sta buono, un attimo. Basta che mi visita prima che moro, non mi tocca fare a fine di Renzo Manine. Chi? Renzo Manine! Ti conosci? Conosci Renzo Manine? Basta stare, il signore, per piacere, cosa c'entra il signore con Renzo Non te Manini? conosci Renzo Manine? Da dove siete? Non ti sei mica da parte quanti? No, sono di Mestre, Mestre. Renzo Manine! Ma chi sei Ma Renzo non lo Manini? conosco Renzo Manini. Quello della scusi. Casa Peotta! Ma se non sono di qua, come faccio a conoscere Se non conosco Renzo neanche Manini? me. Chi Renzo è? Manine era quello della Casa Peotta ormai 40 anni fa, sarà Sì. passato. E ora, 40 anni fa, prima Casa Peotta, io ho ancora tutti i skate tutti quanti e lei scappa, lei andava via con tutti i skate e si ha portato via tutti quanti. Ah, Renzo Manini. Renzo Manine! Ah, ho capito. E casa qua sua moglie con 4 fioi, io si scappa con una cubana e con tutti i skate. Hai capito? certo. E le andava a Cuba, le andava. E dopo lei le dei mezzo brutti giri di droga, sappi a me, e la moglie anche la cubana incinta di 12 mesi. E lei scappa via e torna in Italia, ma no qua se noi gli dava, le andava in base a Italia, le andava a stare tipo a cosa a Pompei, le andava. Conosci Pompei? Sì, sì. Ti conosci Pompei? Sì, sì. Tutti conosce Pompei, no? E ora quando arrivi davanti a chiesa di Pompei, non vedi che è rotonda con i paesi nuovi a destra che è presente? È presente Pompei? Sì, ma no i palazzi vicino alla rotonda. È una scusi, cosa cioè- per dire che conosce Pompei che non mi ha presente a chiesa. Ma uno conoscerà Pompei antica mia, conoscerà la rotonda di accesa di E Pompei. tutti che va a vedere che i 4 ruinassi nessuno va a fare dopo. Ma dove sta detto? Adesso va a stare Pompei fatalità, no? E ora a Casa Peotta intanto si è organizzata, si dà in gita un anno, dove si dà? A Pompei. E a trovare Renzo. E anche da Renzo Manine. È un genio anche a Renzo andare. Dove sappia, appena chi si è visto, si è occhiali, a darsi, a capo, ma proprio stecche e Renzo che ne ha mandato 4 in ospedale, e gli era un uomo grosso, cattivo, e i capi tu fai, si andava in ospedale. E dopo si riuscì a arrestarlo, poi si è portato in galera, 30 anni in carcere resta, e gli ha dato solo 3 anni, ma in galera batteva tutti quanti, cattiva condotta, che sta in mezzo carcere. E gli è fuori l'altro giorno da carcere e fa ictus subito. Senza fatto ictus, morto subito sul colpo. si è Ed è morto e fa il funerale domani mattina. Mi avrebbe piacere andare a vedere, tanto una brava persona. Scusa. No. Povero Renzo. Sì, va. Ho segnato tutto, sì. Ascolta, metti su, dai, che ho a consegnare. No, è una telefonata importante, aspetti un attimo. per dammi piacere. qua, Come dammi qua? No, E no! Coco, ti chiama dopo, Ma no, d'accordo? ma no, D'accordo, te ciao. ma mi serve il telefono, ma guarda che roba, ma lei è veramente un arrogante, come Senti, si amore, permette? date una calmata, te Mi- come sei mandoso? E No. non manco arroganza. Sì, però- Stai alzando il tono della voce. Non neanche a parlare. Senti, amore, non sai che il gatto fa male perché sei comunista. Ma cosa c'entra? Senti, mi dia la busta e vada via. Ti sei pratico dei cellulari. Sì. E ora fa una roba, ti te fa un selfie, dopo ti stampi la foto e puh, ti che spui sopra. Ma guarda che roba, ma non le sembra di essere un po' esagerato? Ci forse ti hai ragione. Oh. Scusa. Assa starde a stampa. Eh. Spua direttamente sul telefono. Puh. E a busta!